Invito i consiglieri che intendono intervenire ad iscriversi nel mentre si sta cercando di preparare un documento condiviso. Se non si iscrive nessuno, do per conclusa il dibattito generale sulla mozione. No, capito, sono riunioni. Abbiamo detto 11:30, altrimenti si invertiva l'ordine del giorno e tutti facevano le loro cose. C'è un consiglio da portare avanti. Allora, siccome interviene il consigliere Sergo, prego. Ecco, sono stato sollecitato a parlare un quarto d'ora dell'argomento. No, ne abbiamo solo 8. Ecco, io volevo approfittare di questo momento perché intanto anche di attendere quale potrebbe essere il testo condiviso, ma insomma è chiaro che la posizione del movimento è stata espressa in maniera netta e chiara. Ok, se posso finire. È stata espressa in maniera netta e chiara, più volte siamo anche intervenuti con interrogazioni sia scritte anche immediate sull'argomento e quindi quello che vogliamo in qualche modo è chiarezza. Approfitto della presenza anche della Presidente in aula. Prima c'era anche il vicepresidente Bolsonello, magari se riusciamo in qualche modo a unire le due cose, per fare una richiesta. Mi scusi Presidente, dicevo, approfitto anche per fare una richiesta, vista la presenza della Presidente, magari di farci una relazione, lo so che non c'entra con la Ferriera, ma magari alla fine di questa mozione su quanto è successo ieri per l'Ideal Standard, perché comunque stiamo parlando di due cose abbastanza simili, si parla anche di occupazione, di posti di lavoro. Ieri abbiamo avuto questa notizia della fabbrica di Pordenone, qui ci sono ovviamente anche dei posti di lavoro in ballo. È chiaro che in questi mesi noi abbiamo aperto tanti tavoli per salvare tante aziende, ce ne sono molte, è inutile stare a ricordare. Ieri con un'interrogazione del Presidente Colautti abbiamo ricordato un'altra azienda che più o meno rischia la stessa fine. E quindi vorremmo anche magari una relazione su quello che è successo ieri che possa anche servirci, diciamo così, da monito per il futuro, per vedere se questi tavoli poi portano a qualcosa, se riusciamo a migliorare eventualmente qualcosa nelle nostre azioni per salvaguardare anche i livelli occupazionali della nostra regione. Poi, come detto, mi pare che la relazione del nostro Ussai sia stata molto precisa, abbia ricordato come la salute dei cittadini di Trieste, ma in qualche modo ovviamente di tutta la regione, perché poi non parliamo solo di Servola quando parliamo di inquinamento in questa regione, abbiamo anche altri casi, non è l'unico sito dichiarato inquinato nel nostro territorio e quindi noi ovviamente speriamo che tutti i soldi, una volta l'avevo già ricordato anche in quest'Aula, che noi eravamo favorevoli al fatto che si stanziassero ulteriori milioni di euro per risolvere in qualche modo la situazione o la crisi complessa, così chiamata, di Servola, però appunto chiedevamo di essere quantomeno partecipi sul modo e sulla destinazione di questi fondi e che poi ovviamente non servissero solo ad un passaggio da un modo di fare, diciamo così, di produrre acciaio a un altro, ma si tenesse conto anche appunto della situazione ambientale, delle bonifiche da attuare e eventualmente della riconversione dell'impianto. Tutto qua. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere De Anna, lei aveva una mozione d'ordine? No, la parola al Presidente della Regione Serracchiani.
Sì, grazie Presidente. Ma io ringrazio per l'occasione che ci è data dalla presentazione di questa mozione da parte del Movimento 5 Stelle per parlare sicuramente di un tema che riguarda il nostro territorio, riguarda in particolare la città di Trieste, ma è un tema indubbiamente regionale, sia per quanto riguarda la questione evidentemente dell'inquinamento e quindi dell'impatto ambientale, sia per quanto riguarda evidentemente le conseguenze sulla occupazione. Ma qui siamo di fronte ad un'occasione, come ho detto più volte, che ci permette di poter garantire la continuazione dell'attività industriale solo e a condizione che si facciano gli interventi di risanamento ambientale necessari a continuare l'attività, mantenendo evidentemente l'attività in un contesto in cui si eliminino quelle che negli interventi ho sentito più volte indicare come delle carenze oggettive che ha in questo momento lo stabilimento e che vengono evidentemente da un periodo di incapacità in qualche modo di pretendere quelle che erano state le indicazioni che più volte sono state date anche in passato. È chiaro che la situazione così non può andare avanti. Prima ho parlato di occasione perché ritengo che vi sia l'occasione determinata dal fatto che c'è una volontà imprenditoriale di continuazione dell'attività, ma solo e a condizione che evidentemente l'impianto venga messo dal punto di vista ambientale in sicurezza operativa. Voi sapete che la Ferriera di Servola è stata inserita tra le crisi industriali complesse. In quanto crisi industriale complesse ha una sua procedura, come è accaduto e sta accadendo ad esempio per il sito di Piombino, che prevede la formalizzazione di un accordo di programma a cui si sta lavorando da molto tempo. È un accordo di programma complesso, come complessa è l'area industriale, in quanto intervengono almeno 4 ministeri, oltre a tutte le autorità locali, l'autorità portuale, ed è un accordo di programma, ci tengo a precisarlo, estremamente importante, pur nella sua complessità, perché indica esattamente tutti gli interventi che devono essere fatti per garantire il risanamento ambientale e per consentire la continuità dell'attività, riqualificando e riconvertendo il sito stesso. Questo permette di garantire l'occupazione e permette però di fare quegli interventi che, a mio parere, senza l'intervento industriale su quel sito non verrebbero fatti né garantiti. Si tratta di investimenti molto importanti, i finanziamenti vengono garantiti evidentemente dall'investitore, da colui che entra nell'attività industriale, con degli interventi molto importanti sull'impiantistica, ma anche su una buona parte del sito. Sono interventi che prevedono il finanziamento anche regionale, sono interventi che prevedono un finanziamento diretto anche di tipo ministeriale, sono interventi che prevedono un intervento anche rispetto ai finanziamenti di natura europea. L'accordo di programma è importante perché non solo stabilisce chi fa cosa sui 3 macro settori che sono attinenti agli impianti, alle bonifiche e alle acque. Nelle bonifiche naturalmente ci sono i rifiuti, c'è tutto quello che riguarda anche il consolidamento del sito ed evidentemente anche le emissioni. C'è la volontà di indicare nell'accordo di programma non soltanto chi fa cosa e dove e quali risorse vengono messe a disposizione, ma anche un cronoprogramma estremamente dettagliato degli interventi. Sono interventi che da una parte rientrano nelle attività necessarie per le autorizzazioni alla continuazione dell'attività e dall'altra che invece prevedono il risanamento ambientale tout court. L'accordo di programma, come ho detto anche in questi giorni, è nella sua ultima fase di stesura. Naturalmente l'accordo di programma prevede anche una capacità di intervento dell'investitore privato estremamente importante, se volete anche superiore a quelle che erano le aspettative iniziali. Io auspico che vi sia la volontà di tutti e raccolgo questa volontà unanime che risulta anche dall'impegno che viene richiesto alla Giunta, che la Giunta condivide e che fa proprio, e che riguarda naturalmente l'impegno a svolgere tutte le attività che da una parte garantiscano la continuazione dell'attività, ma che dall'altra riqualifichino, riconvertano e risanino dal punto di vista ambientale il sito. Naturalmente condividiamo, ed era un tema sul quale ci eravamo già confrontati anche in passato al tavolo della Ferriera, la necessità di garantire la partecipazione e l'informazione rispetto a quello che in qualche modo stiamo facendo. Naturalmente questo significa anche garantire un'informazione continuata nel tempo e che si accompagni anche ai vari interventi. In questo senso
Il Comune di Trieste ha, ad esempio, fatto proprio un protocollo sugli interventi di natura ambientale che prevede la costituzione di tavoli anche permanenti rispetto a tutte le informazioni e partecipazioni. Naturalmente compete a tutte le istituzioni, per cui correttamente si fa riferimento ad un impegno che deve riguardare tutte le istituzioni, e poi naturalmente assoluta trasparenza sull'uso dei fondi che vengono messi a disposizione del sito. Per cui io e la Giunta condividiamo assolutamente questo impegno che ci viene richiesto. Credo di poter parlare anche a nome dell'assessore all'ambiente e della Giunta tutta, e quindi condividiamo appieno la risoluzione. Il consigliere Di Sergo mi chiedeva dell'idea standard. Io, se mi consentite, 2 minuti solo per spiegare, in sostituzione del vicepresidente Bolsonello, quello che è accaduto ieri. Noi abbiamo ereditato sicuramente una situazione già fortemente pregiudicata, dove c'era un'iniziativa da parte dell'azienda che già in qualche modo era stata avviata e che, come sapete, prevedeva la chiusura di uno dei 3 stabilimenti presenti in Italia, in particolare quello di Orcenico. Abbiamo messo in atto tutte le attività che la Regione poteva ed ha potuto mettere in campo e che riguardavano una serie di interventi importanti che avevano ad oggetto interventi sull'innovazione del processo lavorativo all'interno dello stabilimento, sulla costituzione di un impianto di cogenerazione, quindi di abbattimento del costo di energia, e anche evidentemente una serie di interventi riguardo all'occupazione e al sistema degli ammortizzatori sociali. Tanti sono stati gli incontri, purtroppo, nonostante una prima apertura dell'azienda ad un dialogo che garantisse in qualche modo, seppure a termine, nell'attesa di trovare evidentemente di poter mettere a punto degli interventi strutturali, l'azienda aveva dato una propria disponibilità a rivedere in qualche modo il piano industriale che prevedeva in una delle ipotesi la chiusura dello stabilimento. Abbiamo lavorato in modo determinato con l'azienda e con il governo, abbiamo fatto diversi incontri, il vicepresidente Bolsonello ha partecipato e anch'io ho partecipato a molti di essi. Sembrava che vi fosse un punto di arrivo determinato dal fatto che, pur avendo consumato tutti gli ammortizzatori sociali rispetto al sito di Orcenico, c'era, diciamo così, un accordo raggiunto con il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero del Lavoro, a dare una garanzia in deroga per ulteriori 6 mesi di cassa integrazione. Naturalmente ieri il sottosegretario in persona è andato a spiegare che non poteva essere firmata ieri l'accordo sulla cassa integrazione, anche perché l'azienda non ne aveva comunque fatto richiesta, e quindi ieri era stata invitata l'azienda a farne domanda in modo da poter avviare la procedura con la garanzia che i fondi sarebbero stati messi a disposizione. Ciò nonostante, l'azienda ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per aderire a questa che era in qualche modo una richiesta già, seppure parzialmente condivisa. Io aggiungo, con un grande senso di irresponsabilità e anche di mancanza in qualche modo di eticità nell'atteggiamento, perché questi sono i giorni anche dell'Electrolux, e forse, dico forse, una valutazione di natura diversa rispetto anche al tessuto sociale della provincia di Pordenone, già fortemente colpita, avrebbe potuto aiutare anche le istituzioni a fare interventi di natura diversa. Ciò nonostante, teniamo aperto il tavolo su richiesta anche del sottosegretario De Vincenti, che segue in prima persona la vicenda. Significa che c'è già una data di nuova fissazione, che è quella del 18 novembre, anche perché nel frattempo, è una notizia che ormai è stata resa pubblica, vi sarebbe stata la manifestazione di interesse alla prosecuzione delle attività nel sito da parte di un altro imprenditore. Va da sé però che questo presuppone una disponibilità da parte dell'Idea Standard a cedere, diciamo così, lo stabilimento. Non vi sfuggirà che, trattandosi molto probabilmente di un imprenditore concorrente, potrebbe esservi la volontà da parte dell'azienda semplicemente di chiudere e non cederne la disponibilità, motivo per cui il 18 novembre il governo si incarica, diciamo così, di rimettere al tavolo le parti, anche per garantire in via subordinata, e nell'ipotesi in cui non ci ripensino, ritirino la mobilità e aprano la cassa integrazione, questa rimane evidentemente sempre un'ipotesi sul tavolo, come ipotesi alternativa quella, se non altro, di agevolare una discussione fra gli imprenditori che magari ci permetta di risolvere la vicenda con una cessione dell'attività del sito di Orcenico. Grazie.